si sono fermati a prenderti i documenti. Mamma fa, ma ti guardi, dici tu. Oh, ma questo è scemo. Vuoi far venire tu la polizia? Mi hanno fermato. A finire. Aspetta, fermati. Wow, bravo. Viva il Burundi! Amo scemo, che voglia me ne guarda. Stesso posto, giorno differente, ragazzi. E siamo ancora qui una volta ad impennare. Ma c'è un cervello appeso. Cos'è? No! Come faccio a scompare? Io ce lo tolgo sempre l'ABS. Scusate, lavorate per il bar? Lavorate per il bar? Non lo so. Nel caso potremmo ordinare delle cose, noi siamo là con le moto. Che bar è? Lo gazebo è? Bar Annalisa. Grazie mille. Grazie, noi siamo là con le moto. Allora, va, ieri sono venuto per lo surcati. Ma ci troppo budello, non mi fa, ma ti guardi, dici tu. E chiamati guardi. È perché troppo budello sti motorini, non lo so se tu fai parte del gruppo e loro. Chiamati guardi. Lo dico, vanno tranquillo allora. Sì, faciti chiamare guardi. Tanto dimmi motocetto e ti dimmi omologato. Ma ci troppo budello, fanno strana. I motocetto sono omologati. Potete chiamare. Toret, fermati con questa. Grande Vale. A posto. Tutto bene. Toret, fermati! No, venuto pure qui, perché lo chiamate a questo? Arriverà la polizia oggi. Dove metti che fanno troppo bordello? Oggi sì, questa fa troppo bordello sta moto. Posalo sto cesso, fa bordello! Fa bordello! Ha sgridato quello, ha detto 4 volte Toret, posala, se viene la polizia lo dico che sei tu che stai impennando, ti canto. Hai rotto il cazzo. Ho detto che accendo la GoPro. Ah, la pula! Te ne sta scappando? No. Sì, se ne sta scappando. Io non ho fatto ancora un cazzo. Possono stare qua con noi tutto il pomeriggio, tanto loro aspetteranno che qualcuno di noi si metta ad impennare. E che chiamano i rinforzi, fra, che chiamano? Cosa stiamo facendo, ragazzi? Spiega. Cosa abbiamo fatto di male? Perché non possiamo stare, scusa. Siamo in un parcheggio, aiuto. Non penso che ti ripeto, non penso che non possiamo stare in un parcheggio. Ma perché, scusami, al nord se viene la polizia e tu stai in un parcheggio così ti caccia? Allora, tu parti dal presupposto che hai torto, no? Ma come? No, aspetta, io questa cosa la devo riprendere. da noi, Ma come hai torto? Spiegatemi. quello che è successo, fosse successo da noi, qua ci sarebbero già 3 volanti a controllare documenti di tutti. Documenti, cioè patente, libretto. Io non ce l'ho. Serio, te lo giuro, l'ho dimenticato nello zaino ancora una volta. Ragazzi, non verranno a romperci le scatole, sai perché? Si sono fermati qua perché adesso non ci faranno fare quello che vogliamo fare, capito? Va bene, noi siamo qua lo stesso, siamo seduti, ci fumiamo una sigaretta, chiamiamo il bar. Dopo un'ora si scocceranno perché dovranno andare a aprire anche il caffè. Noi impegniamo, ritorneranno e noi saremo fermi. Cioè, il gioco è semplice. Ci stanno facendo il video, ci ha fatto. No, ma io lo chiedo, dico, scusatemi, perché ci state filmando? Avete l'autorizzazione? No, io sta facendo pure lui le foto a noi. Aspetta, fino a un certo punto, perché mi stai fotografando? Ragazzi, andiamocene a questo punto. Glielo diciamo, ragazzi, noi ci spostiamo. Se volete venire, ci andiamo a Coroglio. Stanno andando via, ragazzi, non ci credo. Ma io se ne stanno andando, ma che ma fa? Ragazzi, abbiamo vinto noi, ragazzi. Che stanno a fare? No, ragazzi, stanno giocando come noi. Guarda, stanno cambiando i vari posti. Volevo dire. Wow. Adesso mi vedono. Adesso non mi vedono. Carletto, il cinese col caschetto. Vedi, ci saluta la gente, vedi? Portiamo gioia, guarda quanti ne siamo. Oh, ma non mi venite addosso. Era un bambino, c'era. Ma no, povero bambino. Oh, questo senza casco controsenso. Oh, ma questo è scemo.
Con una mano. Ma viene di nuovo la polizia se facciamo così, quello è il problema. Perché siamo ignoranti, Salvatore è sempre struzzo, non capisce un cazzo. Sta a fa casino con sto cesso di moto. Puoi far venire di nuovo la polizia? Amma fiscimità, amma fiscimità. E te, bravo, dai il via a tutti quanti. Parocati. E io me ne vago proprio, fra. Ci fa serio, mi fa fumare guarda. Mi hanno fermato. Ti hanno fermato? Stavo andando piano, mi hanno accostato ma hanno detto vai là. Mi hanno fermato. Vai là dove? Vai là dove? A fianco, accostati. E che ti hanno detto? Comunque stavano al telefono e hanno detto stanno là con i telefonini, con le foto e... Siamo troppi, fra, qua si fanno male. Il problema è che tutti quanti insieme corrono, non sanno camminare in gruppo, quindi io andrò piano in modo che così almeno li tengo buoni e vanno piano. Ci hanno rivisto. Quelli là ti hanno fermato. Qua. Maestro, ma io non l'ho ancora vista in penale. Dopo, mo tra poco mi metto. La conversazione che ho sentito non voglio che la registri, fratello. Che mi hanno fermato, cioè mi hanno schedato, vuol dire. Ti hanno schedato. Sabato ti hanno fermato perché ti hanno via i documenti, che t'hanno detto? Ti hanno preso i documenti? Si sono fermati a prenderti i documenti? Che t'hanno detto? Cosa stai facendo in giro? Ce l'hai l'assicurazione? Sì, e allora mi scazzo cazzo, perché non mi puoi dire a me, oggi sono venuti in chiamata che hanno detto stanno in motocicletta, stanno facendo un raduno. Qua posso cliccare quello che voglio. Qua funziona. Qua no. Ok. Ci provo perché qua è liscia, non piglia trazione. Infatti aspetta, Ragazzi, devo riuscire. Devo riuscire a grattare il portatarga, non mi interessa. Ma ho paura, il problema è che se vado più dietro la freno, perché mi viene istintivo. Manca poco, dal portatarga, però mannaggia, ho paura di andare più dietro, però. Ma stai già molto più dietro delle altre volte. La targa stava non così ma più così. L'avevo già grattata. Devo provare a grattare la 09. Ce la faremo? Manca pochissimo, Mannaggia, non riesco, ho paura, mi cago sotto. Ma non voglio andare oltre, perché cioè già quando vado un poco di più mi sto mettendo paura e la sto frenando già tanto. Stronzo! No! Cazzo! Quanto mi mancava? Voglio quanto mi mancava a grattare! Fra, c'hai tu il video! Quanto mi mancava a grattare? Fammi vedere! Oh cazzo, pochissimo! Ma no, mi sento, mi cago sotto quando qua l'ho frenata troppo perché mi sono sentito che stavo cadendo. Guarda, quello mancano proprio 3 centimetri. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? Quanto mi caso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Mi cago sotto, cazzo! Mi metto paura, fra, mi sto cagando sotto, basta, devo fermare. Mi manca pochissimo. Mi viene da frenarla. Vuol dire che sei stanco, non ti fidi delle braccia. Lo so, mi sento di cadere però, ragazzi. Dopo riprovi. Sì, no, ma mi rilasso un po'. Ma se si mette qua e siamo con i piedi qua dentro. Capi così è meglio. Vai Noendo, vai Noendo! Come andrà a finire? Vai bro, ci sei? Io sì. Anche con le tipe le faccio ste robe. Eccolo! La schiena, mi sto spazzando. Mi fai male. È molto bello. Vai. Oh! Ce l'hai fatta! Vuoi provare ancora? Oh! Ah, frate è grande! Ah! Ti tocco la ruota! Bellissimo! La giostra. La giostra. Com'è stato?
figo, mi serve una tipa per farlo. Ma tu lo sticchi sempre sticchiando? Loro sei deficiente. Ah, però mi viene sempre il vuoto nella pancia quando mi spingo oltre il mio limite. No, domani uscissi quando andiamo all'Anicri. Hai rotto il cazzo. Ma noi andare. Ragazzi, non litigate. Aspetta, fermati. Wow, fra. Ma che tiene la bicicletta? Ma perché ha impennato se è scappata? Ha impennato e poi ha passato subito addosso. Cioè, ma mo come fai? Se la metti a folle? La metti già ti capita che si leva? La bicicletta? Che stai registrando? Sì. 1 minute, 37 seconds later. Grande Gianluca con la sua bicicletta! Le Honda non ti lasciano mai a piedi. Vai un po' indietro, te la chiami come la bicicletta, vai! Si vola! Posso dire la Sì. Come scendete? No, fai paura. Mamma, sono in moto, sto a montagna spaccata, sto arrivando. Sto impennando in questo momento, mamma! Su una ruota, mamma! L'ho abbassata adesso! Ci vediamo a casa! Sta attraversando! Anche lui sta attraversando! Ma ce l'hanno l'età per guidarli quei motorini? Tutti e due senza casco! Ma non ci arrivavano nemmeno coi piedi! Ragazzi, noi adesso andiamo a mangiare al sushi! Ci becchiamo alla prossima avventura, anche se dopo scendo in moto e registro di nuovo! Ma come lo sto usando bene il freno! Later. Sto imparando. Vabbè, lui l'ha passato male. Viva il Burundi! Vai! Oh! I carabinieri! Ma non li ha visti! Non li hai visti! Tranquillo, non ti fanno niente! Sì. Amici, ma me ne guarda! Amici, ragazzi, buona serata, ci vediamo domani!